And now the end is near, and so I face the final curtain. 8 euro? Sì, ecco qua, 8 euro, già io l'avevo già controllato. Sì, e 10 centesimi. Amore, quale prendo? Cioccolato o vaniglia? Ah, prendili tutte e due, dai. Non si riesce ad andare avanti neanche con 1700 euro al mese. 1.700, no. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Ho partecipato a tanti di quei concorsi, ne abbiamo vinto tanto, come miglior attore, miglior film, miglior regia. Insomma, devo dire un film che veramente sta amando il pubblico in modo straordinario. Era una scommessa in un momento storico della nostra vita, quello di fare un film che rispecchiasse finalmente quella dell'attualità. Io da buon siciliano voglio dire, non sono tentato di fare quei film di mafia che ci descrivono sempre siciliani, film di mafia, io odio questi film, ma mi piacciono invece coloro che si affrontano con i problemi sociali di grande importanza. Il carisma dell'attore e anche il fatto di promuovere, fare, prendere in considerazione quello che è l'attualità. Ok. Along the byway and more, much more than Can't believe it's over. I'll watch the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always there with you, and we'll get lost together till the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has won, and babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear a thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. This is not a drop-down. On the upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every night. Buonasera, buonasera e benvenuti così numerosi a questo gran gala della Notte delle Stelle. Un applauso a voi che coraggiosamente siete qui in questa bellissima serata ricca di tantissime
sorprese, perché potremo naturalmente godere della bravura di grandi artisti, delle grandi stelle, ma anche delle piccole stelle che diventeranno sicuramente delle grandi stelle in un futuro prossimo. Quindi penso che Tony ci dovrà raccontare un po' quella che è la sua ultima opera cinematografica. Bene, le foto credo che siano state fatte, grazie al sindaco, rimanga con noi. Salvatore, ci vediamo subito dopo, grazie al nostro padrone di casa. Tony, vieni qua con la tua... Ciao, ciao. Allora Tony, Ciao, come va? Beppe, Tutto bene? Scusa. Sì, non ti preoccupare, ciao. Eccoti. Allora Tony, Buonasera. una bellissima esperienza. So che ci doveva essere il trailer del Sì, film, il trailer 8 euro, il film. di 8 euro, che insomma è stato un grande successo. Sì, perché ho fatto un film che si chiama 8 euro. Perché 8 euro? Perché è la storia di un pensionato che vive con 8 euro al giorno e si va a scontrare nei supermercati con gente con 2-3 mila euro non riesce a vivere. È una fotografia attuale, ha partecipato a tutti questi concorsi che ci sono, ne abbiamo vinto tanto, siamo su Rai 2, ma soprattutto è un trailer, è un film, scusate, che veramente che racconta quello che è il momento. Però è un pensionato, caro Beppe, dignitoso, è uno che non si piange addosso. Io so che voi però vi volete esibire insomma insieme in un momento di cabaret. Sì, direi proprio di sì, perché il pubblico sicuramente vorrà questo. Intanto vi porto via le ragazze e per voi quindi Simona Russo e Tony Morgan. Va bene, ciao. Cioè, tutto va bene, non vi preoccupate. È l'uno che ci lamentiamo, che dite oh non arriviamo alla prima settimana, tutto così, non è vero, dice non riusciamo a mangiare, va bene, lo Stato è così, è premuroso, è lui che si mette a dieta, vi mette, non vi preoccupate. Sono arrivato a Castelvetrano, addirittura c'erano un concorso per vigili urbani, c'erano 2 posti e 80.000 ragazzi. Ci sono addirittura anche le donne, pensate, 6 donne per servizio militare, 400.000 ragazze. Solo 4 posti arriveranno, non 6, 4, per servizio militare. Capito? Allora, alziamo il microfono per cortesia. Pronto, amore? Ti devo lasciare. Servizio militare? No, perché è vero. Mica male. Poi sono arrivato qui a Castelvetrano, così. Spareremo? Boh, che ne so se sparerete, ma chi è questa qui, scusa? Faremo grandi manovre? Ma che ne so se fate le grandi manovre, dica, chiedelo a loro. Monteremo la guardia? Beh, se la guardia ci sta. Ci sta. Madonna, ma chi è mezza matta? A Castelvetrano c'è uno che per 40 anni non ha mai lavorato. Finalmente ha deciso di lavorare, allora cosa fa? Si prende la valigia, la lega con laccio, si prende il treno della disperazione e va a Milano in cerca di fortuna. Ma 3 giorni dopo che fa, torna a Castelvetrano con 100.000 euro e con una Mercedes. Tutti fanno Peppino! Ma che faciste fortuna il ceggione, cretini? Ho vinto 100.000 euro a chi vuole essere milionario del GR Scott, ma non della stupadaggine, perché noi a Castelvetrano guardiamo trasmissione e a te non ti abbiamo mai visto, voi siete cretini! Perché prima di trasmissione ci sono i preliminari. Quando io mi presentai il GR Scott mi fa signor Peppino di Castelvetrano, perché cosa ti sei presentato? Ci disse che sto tutto su Berlusconi e io che ti disse ecco 100.000 euro e state zitto. Ecco, cosa c'è scritto lì che non vedo? Ecco, scusi. Ma dove? In fondo sulla destra? Sì, che c'è scritto lì. C'è scritto, sì. diamo lavoro ai giovani. Ah sì, che bravo, ci bisogna votarlo, ecco, che brave persone che sono. Già. Guardi, nell'altro sì. c'è scritto, diamo un futuro ai giovani. Ah sì, che bravo, che anche quello lì bisogna dargli un voto, ecco, sì. Sì. E guardi quello al centro, sì. C'è scritto, aumentiamo le pensioni. Ah sì, ma bisogna subito votare, ecco, sì. Ma lei che lo sa che quando ci sono le elezioni in Italia, sia regionali che nazionali, inItalia non c'è disoccupazione. Ma davvero? Sì, ma come mai? Pensa che devono portare 1 milione di stranieri in Italia, perché sì, quello promettono 1 milione, 100.000, 200.000 e così arrivano gli stranieri, perché in Italia mancano gli insegnanti, mancano le segretarie, mancano i barristi, mancano i muratori. Ecco, il lavoro tutti. Sì, e dopo se la pigliano nel chiuso. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. Of
which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my